Poco prima delle 16 ecco il carro funebre a Riva Grotte, bagnata dalla pioggia costana, poi raggiunge lentamente la chiesa madre. All'ingresso, ad accogliere la salma, c'è la banda musicale. Note struggenti come struggenti sono queste immagini, l'anziana mamma che si avvicina alla bara e scoppia in un disperato pianto. Una mamma che, come tutte le mamme, non si dà pace per la morte di un figlio. Dentro la bara, accolta anche dai sindaci di Grotte e Racalmuto, Alfonso Provvidenza ed Emilio Messana, c'è Vincenzo Licata, da anni emigrato a Vicenza per lavoro. L'uomo, 58enne, è una delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. L'intera comunità grottese si è stretta attorno alla famiglia nel giorno delle esequie, quelle in forma privata. Qualche giorno fa i funerali di Stato celebrati nel capoluogo ligure con l'intervento delle più alte cariche dello Stato. L'ultimo saluto a Vincenzo Licata, in prima fila accanto alla mamma, la moglie e i due figli, ieri nel suo paese d'origine. Queste le prime parole dell'arciprete del paese, Don Giovanni Castronovo. Il nostro fratello Vincenzo, anima buona, accogliente, ben voluta e via dicendo, possa essere accolto tra le braccia misericordiose del nostro Padre, Dio. A presiedere il partecipato rito funebre per l'assenza dell'arcivescovo di Agrigento e il cardinale Montenegro è stato il vicario generale Monsignor Melchiorre Vutera. Il nostro fratello Vincenzo, e lo preghiamo perché gli conceda il premio dei giusti. Lo preghiamo anche perché dia il coraggio di andare avanti alla mamma, alla moglie, ai familiari tutti. E con umiltà ci presentiamo tutti al suo cospetto per chiedere umilmente perdono di tutte le nostre fragilità.